1960 nasce una società promossa da un gruppo di camere di commercio per realizzare l'autostrada di Alemagna che da Mestre avrebbe dovuto attraversare il Veneto, sbucare in Austria e da lì arrivare a Monaco in Baviera. I cantieri si aprono non senza difficoltà ma si fermano a Vittorio Veneto. È il 1972, poco più di 20 anni dopo, la A27 avanza di altri 30 km fino a Pian di Vedoia. Poi il buio più totale anche a seguito di una votazione a larghissima maggioranza dell'Europarlamento che nel 2016 boccia ogni ipotesi di prolungamento dell'autostrada. Nello stesso anno la Regione nomina un suo uomo di fiducia nella persona di Giovanni Campeol, ex segretario generale della Fondazione Dolomiti UNESCO, in EUSALP, macro regione alpina europea, proprio per portare avanti la strategia di sviluppo della A27. Io ho portato avanti quello che mi era stato chiesto, cioè verificare se questo prolungamento, questa infrastruttura fosse di natura strategica e quali vantaggi avrebbe potuto portare, raccogliendo con certe difficoltà da parte di alcuni, ma un'unanime sostanziale posizione positiva da parte di tutti gli stakeholder, anche internazionali. Vantaggi accertati non solo per la provincia di Belluno e il Veneto per contrastare la competizione feroce che può essere superata con un valico alpino, ma estesi al porto di Venezia che senza una mobilità è in forte crisi e al vicino Brennero oramai saturo. Oggi, secondo me, sarebbe ragionevole ripresentare questa strategia, si tenga conto che non si prevede più di andare verso Bolzano, ma di andare sotto il Cavallino, andare a Lienz. Si tenga conto che Lienz è già collegata con Klagenfurt con l'autostrada e l'Austria sta già lavorando per connettere Lienz a Monaco di Baviera. Ma la realizzazione di questa viabilità per buona parte già consolidata continua a restare al palo. Tutte le altre parti d'Europa, quando hanno bisogno di infrastrutturarsi, lo fanno. Non capisco perché da noi ci sia questo meccanismo un po' strano antiambientalista, perché mantenere il traffico attuale che c'è sulla 51 è uno dei drammi dal punto di vista ambientale. L'appello di Campeol alle due figure più importanti, il presidente della regione Luca Zaia e il neo ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Gli studi socio-economici dimostrano la necessità di questa infrastruttura, come la CGA di Mestre ha messo benissimo in evidenza, e fino a che non si metterà in moto la grande scoperta che possiamo spostare le merci col teletrasporto, le merci e le persone ancora si spostano fisicamente. Allora non sono due cose in alternativa.